A scuola sì o no? Una domanda che divide insegnanti, famiglie e studenti, e così se 1000 tra genitori e docenti hanno scritto a Luca Zaia chiedendo di non procrastinare ulteriormente la riapertura, approfittando del tempo che ci separa dal 1 febbraio per mettere tutto in sicurezza, anche gli studenti sono tornati a manifestare con flash mob a Venezia, Padova, Verona, Vicenza e Treviso, con le maschere e i burattini con i volti di Luca Zaia e dell'assessore Donazzan, chiedendo un piano concreto per la prossima riapertura delle scuole. Non siamo marionette da spostare a piacimento, hanno detto i ragazzi della rete studenti medi, Tommaso Biancuzzi, coordinatore veneto, e Martina Buffolo. Il Veneto, denunciano, non è stato capace di organizzare un rientro in sicurezza per gli studenti. Guardando ai contagi, aggiungono, il Veneto non ha avuto un'organizzazione virtuosa, ma la scarsa pianificazione e la noncuranza nei confronti dei giovani non può pesare ancora sulle spalle di migliaia di studenti e docenti. L'unico piano per l'istruzione pubblica sembra essere un piano di distruzione, lo slogan della giornata di mobilitazione, che ha riportato anche i dati di un recente report che stima 34.000 adolescenti italiani pronti ad abbandonare gli studi a causa della didattica online.